Ritorna in onda Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Anche quei di sopra, di sotto, femo assemblamento. Ma no, Ciano, non sai che... Bon, lasciamo stare. Bene buono. Eccoci. Eccola. Brian, come c'è? Ora che ben che va. Ah, tu sai, sì, a chi che gli batte bene qua coi nonni. Ah, beh. Ciano, Dimmi. sai che fuori? Cosa? Prima, no? Sono andata in cooperativa. Beh, ma avevi qualcosa di ciore? Ma sì, buono, avevo di fare un poco di spesa, di ciare un per di robe, così. Buono, ma solito. Sì. E loro? Ma praticamente sono entrata tutti in turno, una zima fuori modo. Ma come zima? Ma sì, cioè, fuori c'è Caldana, ma entri ti ciappa quasi un colpo. Ma come un colpo? Ma ti ha ciappato? No, per fortuna, ma non si può fare così, era una ghiacciera. Una Sì, cioè, proprio zima di battere brocche, troppo, no? Sarà, ma forse gli obbligano. Sì, ma non si può far ciappare male alla gente. Ah, ascolta, ma perché ora gli hai detto a Pasquale di venire? Non gli ho detto, co vuole? Ma Ciano, io sono ancora dietro fare un poco e devo finire di prontare. Sì, buono, ma lui sarà ancora in giro a festeggiare per ieri. Per cosa? Ma per l'Italia, che ha vinto ieri. Sai che lui è partito di pallone. Sì, buono, ma non credo che ancora Torgiolone di ieri sera. Vai a sapere, ma comunque non vacillare, corriva, casomai che accogliamo un poco. Orca, da qua, e adesso? Ma sì, tranquilla, tu vai in cucina che io gli verto intanto. E dall'altra parte... Giangiulia! Dimmi Loredana, cosa sei? Scusa un salto, ma cos'è che ancora quelle mascherette indosso? Sì, certo, perché? Cioè, siamo a casa e poi non corri più, non la neanche nessuno, cioè non la metti nessuno. Ah, gli altri può fare quel che vuole, mi voglio essere sicuro. Sì, ma cioè, è assurdo, Steglia, un attimo. Per piacere, non stiamo a mettersi a discutere ancora di sta roba, ti sa come la penso? Sì, boh, però, cioè... ascolta, ma cosa che impicca fuori dalla finestra? Ti ha messo roba su, No, sei scontrini. I scontrini? Cioè, de cosa? Si acabava bagnare? No, io era sutti. Boh, e allora perché ti impiccai fuori? Ehi, gad c'è almeno 24 ore. 24 ore? E per cosa? Perché sei stati toccati con le mani dai cassieri. Lo capì, e allora? E chissà poi con quelle mani quanti soldi, di quanta gente, non voglio neanche pensare. Ma sì, boh, ma sei normale. Ma poi avere il virus, sa? E il virus? Siccome non si può disinfettarli, bisogna metterli all'aria almeno 24 ore. Cioè, ma ti sta scherzando? No, Loredana, non sei uno scherzo, sei l'unico modo per... Cioè, ma ti sono completamente fuori. E a Casa Stipancic... Buono, carissimo. È proprio un piacere rivederti, sai? Anche per me, sa, se è proprio da tanto che sei andati via. Sì, buono. Brian, vuoi ancora un po' di risi? Se mangiassi una risaia adesso. Una risaglia, Ciano. Una risaglia. È buono, voi se volete ancora un po' di risi e bisi? No, grazie. No, grazie, può bastare. Buono, allora vado a ciarvi le gonnelline che ho fatto. Le gonnelline. E cosa sei? Ma sì, ho fatto un per di gonnelline appannate con le zucchette in tecchia. Ma Marisa? Dimmi. Puoi venire un attimo di là? Sì, Ciano, arrivo. E come? Dimmi. Scusa, Sam, ma non ho capito. Solito. Ma cosa ti ha fatto del secondo? Ma sì, un due cotolette, niente di speciale. Perché? Ah, cotolette? Sì. Ma scusa, come te le ha chiamate prima? Ah, quello non te la capì. Se te parli in lingua, non te puoi dire cotolette. Ah no? Perché? Perché sei in dialetto, in triestino si dice cottola, per italiano invece bisogna dire gonna.
Bon, ma... E così cotolette sei in triestin, in lingua invece si dice gonnelline. Gonnelline, è buona. Dai, torniamo di là che c'è il Piccio e anche Pasquale. Sì, buono, gonnelline allora. Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Cioè, ma allora, ma mi non ho capito, ma questi viene proprio qua dentro dove mettere la mascherina? Ma no, Ciano, lascia stare.